La frase su Lozano fa infuriare i tifosi del Napoli. Ambrosini chiede scusa. Prima di guardare iscriviti al canale e attiva la campanella per essere informato sulle ultime novità del Napoli. L'ex centrocampista rossonero, oggi commentatore televisivo, fa retromarcia rispetto a un pensiero espresso al Meazza. L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato la sfida del Meazza per Prime Video. Durante la telecronaca, dopo un contrasto tra Lozano e Tio Hernandez, Ambrosini ha parlato del messicano con riferimento ad altri episodi in cui l'ex PSV aveva accentuato la caduta. Una frase che ha fatto arrabbiare molti tifosi del Napoli. La redazione di Kiss Kiss Napoli ha contattato l'ex Milan che ha chiesto scusa. Mi dispiace, ho sempre avuto un grandissimo rispetto per il Napoli e per i napoletani, ha detto Ambrosini. Le parole di Ambrosini dopo Milan-Napoli. Il commentatore televisivo ha proseguito. Comprendo il calore con cui i napoletani seguono il calcio. La gente mi ha sempre detto che da calciatore accentuassi determinati contrasti, per cui non potrei, proprio io, accusare Lozano di essere un simulatore. Forse le mie parole sono state fraintese e mi dispiace se qualcuno si è offeso. Non volevo accusare Lozano. Posso aver detto che poteva aver cercato di accentuare un contrasto, che è diverso. Ero il primo che prendeva dei rigori accentuando facendo anche di peggio di Lozano. Chiedo scusa e mi dispiaccio. Iscriviti al canale perché tornerò presto con le ultime notizie dal Napoli. Forza Napoli sempre!